Ufficialmente faceva l'operaio, ma l'attività che gli portava maggiore vantaggio economico la svolgeva davanti allo schermo di un computer. Si spacciava per venditore di auto usate, portava avanti la trattativa fino all'incasso della caparra e poi spariva. Ha una ventina d'anni ed è bellunese il miglior professionista in materia di truffe online che la polizia postale abbia mai individuato negli ultimi tempi. La truffa consisteva non tanto nel guadagnare il prezzo della merce venduta online, ma quanto di incamerare un anticipo su un contratto che poi non si sarebbe mai realizzato. Quindi parliamo di anticipi di 100-200 euro su autovetture usate che venivano poste in vendita a 1.000 euro. Scaltro e assolutamente abile nell'avvicinare le proprie vittime che di solito in rete cercavano auto di seconda mano possibilmente a prezzi bassi. Il ventenne, nei confronti del quale l'indagine è tuttora in corso, si era costruito una vera e propria rete di collaboratori e riusciva a portare a casa ogni mese il doppio dello stipendio percepito dall'azienda per la quale lavorava. Parliamo di uno stipendio medio, 2.000 euro al mese per qualche mese, prima che la polizia postale potesse mettere le mani su di lui. Aveva anche degli impiegati, ovvero sia delle persone che lavoravano per lui. Le truffe online sono aumentate in maniera esponenziale nel bellunese. La conferma arriva proprio dalla Polizia Postale del Veneto, che oggi ha reso noti i dati dell'attività svolta nel 2014. Pedopornografia e cyberbullismo sono i fenomeni maggiormente in espansione, così come la diffusione non autorizzata di foto personali ritraenti minori vittime di abusi sessuali, materiale autoprodotto attraverso i selfie e immesso in rete volontariamente o a scopo di ricatto.